Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Avrebbe sottratto 300.000 euro all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sospesa dipendente dell'ufficio patenti, alla donna sequestrati beni immobili e conti correnti. È iniziata la conta dei danni dopo la strage degli animali nelle stalle di Turio, a Corigliano Rossano. L'esondazione, evento prevedibile, dice la gente del luogo. La situazione è ancora drammatica. Presentato alla cittadella il nuovo progetto dell'ospedale di Gioia Tauro, risolte le difficoltà, ora si passa nella nuova fase, quella della realizzazione del progetto. Un'agenzia privata aprirà una sede a San Luca per creare opportunità di lavoro per i tanti giovani disoccupati del luogo. Al via a Cosenza il tradizionale appuntamento con il Festival del Giallo, anche in questa edizione presenti i più importanti scrittori del genere. Il Cosenza ospita il Padova a Marulla dopo la vittoria nel derby. Il Crotone sarà di scena a Cremona, 2 gare molto delicate per entrambe le squadre calabresi. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. La cronaca in primo piano dovrà rispondere di peculato continuato aggravato. La dipendente dell'ufficio patenti dell'ASP di Cosenza, accusata di aver sottratto 300.000 euro dalle casse dell'ente sanitario. La donna è stata sospesa. Vediamo. Sospesa per un anno, una dipendente dell'ASP di Cosenza avrebbe sottratto circa 300.000 euro alla commissione medica dell'azienda sanitaria provinciale che si occupa di patenti di guida. Alla donna, 61 anni, sono stati sequestrati dalla polizia immobili e conti correnti per un totale di 294.000 euro. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica della città dei Bruzzi, è partita dalla denuncia sporta 2 anni fa dal presidente della commissione medica dopo aver ricevuto una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti è emerso che la 61enne, approfittando del suo ruolo, a partire dal 2013 avrebbe apposto la firma falsa del presidente della commissione su un cospicuo numero di assegni che si sarebbe poi intestata versandoli su un conto corrente nella sua disponibilità. Ulteriori indagini hanno accertato che l'indagata avrebbe commesso gli stessi illeciti anche negli anni precedenti. Sarebbero stati ricostruiti i flussi di denaro a partire dal 2009. L'appropriazione indebita, insomma, per la dipendente era diventata routine. Ora dovrà rispondere di peculato continuato aggravato. Torniamo anche oggi ad occuparci dell'esondazione del Crati. È iniziata la conta dei danni dopo la strage degli animali nelle stalle di Contrada Turio a Corigliano Rossano. La situazione però è ancora drammatica, vediamo. È tutta la mia vita che avevamo costruito, è una vita intera e siamo rimasti senza niente, senza animale, senza casa, senza niente proprio, sono io e mio figlio. Non c'è nulla più. Il pianto disperato di Caterina risuona nel silenzio della Contrada Turio, sommersa dal fango. L'acqua del Crati, gonfiato dalle piogge, straripato, è defluita, lasciando solo devastazione e centinaia di carcasse di animali, agnellini e pecore che le famiglie avevano allevato contando su un ritorno economico, che invece si è trasformato in una perdita e in un esborso. Così come le clementine, rovinate dall'acqua e dal fango. Gli alberi sono stati a mollo per ore nel lago che si è formato durante la notte, dopo la rottura degli argini. Le famiglie costrette ad abbandonare le proprie case in tutta fretta
Oggi realizzano di aver rischiato la vita, ma il sospiro di sollievo è ricacciato in gola dalla consapevolezza di aver perso tutto quanto avevano costruito. Salvi sì, ma costretti a ripartire da zero, perché difficilmente potranno recuperare qualcosa di utile dalla coltre di fango e già dai primi giorni hanno compreso quanto sia difficile far sentire la propria voce e ottenere aiuti concreti. Ecco perché le associazioni si stanno muovendo per affiancare i cittadini colpiti da questa disgrazia. La CIA ha scritto una lettera al Presidente della Regione Oliverio per chiedere un intervento immediato. Domani, funzionari della Regione si recheranno nelle contrade Turio e Ministalla per effettuare un sopralluogo e iniziare a redigere una stima dei danni. Ci sarà da lavorare molto, ma la gente di Corigliano non ha intenzione di stare con le mani in mano. Dopo le lacrime arriveranno le gocce di sudore di chi ha voglia di rimettersi in moto. Questa mattina, intanto, il personale dell'azienda sanitaria, della Ecoros e del consorzio di bonifica ha provveduto a smaltire circa 400 carcasse di pecore e agnelli, mentre è molto delicata la situazione di alcuni capi di bovini sopravvissuti e senza acqua la domenica. Gli sfollati di Turio si sentono dimenticati, c'è chi parla di emergenza finita, ma i fatti dicono ben altro. È un disastro, praticamente oggi pomeriggio abbiamo scoperto che praticamente da ieri pomeriggio avevano chiuso l'ordine di emergenza, lo stato di emergenza. Noi abbiamo dormito da parenti e amici perché avevano chiuso lo stato di allerta. Quindi mia zia sono andati con il marito in hotel e hanno trovato l'hotel chiuso. A noi ci avevano abbandonato. Noi da ieri pomeriggio che stiamo chiamando la protezione civile, stamattina praticamente qua non c'era nessuno. Siccome il fieno praticamente nel fienile sta prendendo fuoco perché a contatto con l'acqua ammassato fa una reazione, va in fermentazione, il calore forte che produce va in fiamme. Siccome usciva il fumo sia da un capannone che dall'altro, io ho chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco. E si registrano anche in Calabria i primi effetti del decreto sicurezza, infatti nel CARA di Isola Caporizzuto siamo a Crotone, 24 migranti in possesso del permesso umanitario a seguito di un provvedimento emesso dalla prefettura di Crotone proprio in ottemperanza al decreto sicurezza hanno dovuto lasciare la struttura e proprio stamattina è stato presentato all'Università della Calabria il 27° rapporto Immigrazione Caritas Migrantes. Sono circa 5 milioni i cittadini stranieri nel nostro paese. Vediamo. Troppo spesso, quando si trattano i temi dell'immigrazione, siamo soliti associarla all'arrivo di profughi e clandestini che fuggono dalle guerre in cerca di un futuro migliore. Ma l'immigrazione nel nostro paese non riguarda solo i richiedenti asilo e i permessi di soggiorno, c'è anche chi ha scelto di vivere in Italia e in particolare in Calabria. Secondo il 27° rapporto Immigrazione Caritas Migrantes presentato questa mattina all'Università della Calabria, è di oltre 5 milioni la presenza di cittadini stranieri nel nostro paese. Lavoro, scuola, cittadinanza, salute, devianza, i principali temi oggetto dell'analisi, il tutto arricchito dalle voci di esperti che hanno contribuito ad approfondire alcuni ambiti ritenuti di particolare attualità nel dibattito pubblico sul tema dei migranti. Un'emergenza culturale che richiede un intervento strutturato e di lungo periodo. Un dato che risalta agli occhi riguarda le nuove famiglie. Molti stranieri emerso si adeguano alla nostra società, dove si registra un calo delle nascite. Le donne straniere fanno meno figli, si stanno adeguando a quello che è lo stile riproduttivo delle donne, delle famiglie italiane. La media di figli si mantiene quasi a 2 per donna, quasi. Un record del 2015, 16 e 17, quindi l'Italia al primo posto per acquisizioni di cittadinanza. Ma non solo, il dato allarmante riguarda, come è noto, la sicurezza e gli stranieri detenuti che sono aumentati notevolmente. Sono quasi 20.000 gli stranieri detenuti in Italia, il 34% della popolazione. Ma in molti casi, sottolinea il direttore dell'ufficio Migrantes Cosenza Bisignano Pino Fabiano, la presenza degli stranieri ha ripopolato molti centri della nostra regione che soffrono un forte disagio demografico ed economico che si tramuta in un esodo di giovani, uno spopolamento crescente e in definitiva in un declino inarrestabile. E poi c'è il dato delle persone che si rivolgono alle sedi delle Caritas sparse sul territorio, che alle nostre latitudini raggiunge percentuali che non riguardano solo stranieri ma che sono davvero preoccupanti. La sanità adesso, il nuovo progetto dell'ospedale di Gioia Tauro è stato presentato a Catanzaro nella struttura della cittadella regionale, risolte le difficoltà adesso si entra nella fase esecutiva. Vediamo. Sono
Un passo in avanti verso la costruzione del nuovo ospedale di Gioia Tauro sembrerebbe proprio così, una struttura attesa da anni. Ebbene, adesso c'è il progetto definitivo, presentato questa mattina a Catanzaro nel corso della seduta della conferenza dei servizi. Il nuovo ospedale avrà una dotazione di 339 posti letto, una storia lunga e travagliata, quella che riguarda il nuovo nosocomio, problemi legati al sito su cui dovrebbe sorgere l'ospedale, ma anche le vicende societarie che hanno riguardato il concessionario hanno rallentato il percorso. Adesso, a quanto pare, è tutto superato. Dopo la presentazione del progetto definitivo, le amministrazioni e gli enti coinvolti devono rendere i propri pareri, nulla osta e autorizzazioni. E per noi la costruzione dei 3 grandi ospedali calabresi sono un obiettivo strategico e sono un obiettivo a cui non c'è nessuna sosta. Oggi presentiamo il progetto definitivo agli enti che hanno l'obbligo di esprimere un parere. Noi stamattina facciamo anche un appello a tutti gli enti coinvolti di accelerare al massimo, cioè di non aspettare i fatidici tempi della conferenza dei servizi ma quello è un tempo massimo. Noi li invitiamo anche pubblicamente, faremo un lavoro di martellamento continuo per fare in modo che i pareri possano essere dati nel più breve tempo possibile. Ma i problemi di liquidità della Tecnis potrebbero rallentare l'attuazione del progetto? Non ci sono problemi di liquidità rispetto alla realizzazione di questi ospedali perché la concessione è in capo a società di scopo e le società attualmente sono patrimonializzate. Non dimenticate che io qui sono in veste di azionista delle società e le cui quote appunto stanno nel patrimonio di Tecnis, che fra l'altro sta vivendo una fase di trapasso perché è in fase di attuazione la procedura di vendita dei complessi aziendali e quindi noi gestiamo questa fase unitamente all'andamento dei lavori. Intanto ieri i componenti della Commissione Sanità hanno effettuato un sopralluogo nell'ospedale di Gioia Tauro, vediamo. Un incontro inedito, particolare, a porte chiuse, durato quasi 2 ore. Si tratta della visita ispettiva all'ospedale Giovanni XXIII di Gioia Tauro da parte della Commissione regionale della Sanità, quasi un sopralluogo di quello che è stato fino a poco tempo fa un vero ospedale. Oggi invece è l'ombra di se stesso, con reparti smantellati e personale trasferito. È quasi una constatazione di una sanità della Piana che sembra quasi sgretolarsi, svuotarsi di strutture e competenze e personale medico-infermieristico per volontà verticalistiche aziendali. Quella della Commissione regionale, che si è presentata davanti agli uffici della direzione sanitaria del nosocomio gioiese, è stata una novità assoluta, ma si è rivelato un incontro importante al fine di verificare l'effettiva fruibilità dei servizi e la dotazione sia dei posti letto che di personale medico-infermieristico rispetto a quanto previsto dall'atto aziendale. Un incontro molto positivo per discutere del livello di erogazione dei servizi, delle difficoltà che questo presidio, così come gli altri presidi della Piana, si trovano ad affrontare, delle opportunità di migliorare l'erogazione di alcuni servizi ai cittadini, di verificare le condizioni per andare a un efficientamento dei servizi e a una migliore risposta sanitaria. Guardiamo al modo in cui si affrontano i problemi dei cittadini in questi presidi oggi esistenti, migliorando e organizzando meglio le strutture. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Cocaina comprata in Calabria e smerciata in Sicilia, blitz della polizia, 14 le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Palermo, eseguita dagli agenti della squadra mobile del capoluogo e dai colleghi delle questure di Agrigento, Reggio Calabria e Siracusa. I pusher erano i commercianti ambulanti dei mercati rionali. 2 corrieri della droga sono stati arrestati dai finanzieri della tenenza di Montegiordano nel corso di un controllo sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I 2, un incensurato di 55 anni e un trentenne già noto alle forze dell'ordine, entrambi di Bari, nascondevano nell'auto 3 panetti per complessivi 300 grammi di hashish. La droga, secondo gli investigatori, era destinata alle piazze di spaccio dei comuni della Sibaritide.
A Pizzo 7 operatori ecologici sono stati denunciati perché sorpresi a dar fuoco a materiale di scarto all'interno di un sito di stoccaggio per la raccolta differenziata. I 7, tutti dipendenti di ditte impiegate nella raccolta dei rifiuti della Polizia delle Strade, sono stati colti proprio nell'atto di gettare i rifiuti nel fuoco. A loro i carabinieri sono arrivati seguendo le tracce di fumo sprigionate dal grosso rogo composto da materiale di vario genere. Un uomo di Francavilla Marittima è stato denunciato dai carabinieri forestali per introduzione di armi in area protetta. In particolare i militari della stazione Carabinieri Parco di Cerchiara e San Donato di Ninea hanno fermato l'uomo in località Montagnola, nel comune di Plataci, area questa ricadente nel Parco Nazionale del Pollino. L'uomo, a bordo del suo fuoristrada, deteneva un fucile da caccia e relative munizioni. Un'agenzia privata aprirà una sede a San Luca per creare opportunità di lavoro per i tanti giovani disoccupati del posto. Vediamo. San Luca, il paese del Regino forse più famoso, e purtroppo non per le sue bellezze naturalistiche, che pure sono notevoli, ma per una volta non è di criminalità che vi parliamo, ma del fatto che per interessamento di Klaus Davi, che ha già annunciato che si candiderà a sindaco, e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e dello stesso Comune di San Luca, che è commissariato, una società privata aprirà una sede proprio qui per proporre opportunità di lavoro ai giovani. Noi come Open Job Metis siamo presenti in Italia con 120 filiali, siamo presenti in Calabria con 2 filiali già dal 2001, con la filiale di Catanzaro e con la filiale di Rende. Le persone si iscrivono presso i nostri uffici e poi a richiesta da parte delle aziende noi faremo incontrare domande e offerta di lavoro. Il primo giovane sarà assunto proprio dalla società Open Job Metis. Assumerà un ragazzo il quale selezionerà i curricula e li seguirà. Perché è vero che oggi c'è la tecnologia, però alla fine le proposte di lavoro, soprattutto per un ambiente così delicato come questo, vanno seguite, le persone vanno proposte. Anche Confindustria crede che si possa cambiare perché i tempi sono maturi. Oggi lo Stato, la polizia, i carabinieri, la magistratura sta facendo un'azione di pulizia, sta sequestrando, sta requisendo i patrimoni ai mafiosi e ai delinquenti. Quando il mafioso si prende il patrimonio, si prende l'ossigeno. Quindi chi pensa che non può fare impresa in Calabria, a San Luca o a Gioia Tauro perché c'è l''ndrangheta sbaglia. Ci fa piacere registrare che qualcosa a San Luca stia davvero cambiando. Il periodo quando sono arrivato c'era certamente, oltre alla diffidenza, c'era anche un po' di sfiducia. Adesso devo dire le cose, potete rendervi conto che tutti i servizi su San Luca iniziavano con foto, immagini, degrado. Adesso potete rendervi conto tutti come il volto di San Luca è cambiato. E lo dico con un po' di orgoglio perché siamo fra i paesi forse più puliti della provincia di Reggio Calabria. E c'è di più, a San Luca sono stati sostituiti tutti i contatori dell'acqua e, cosa che sembra banale ma che non avveniva fino a poco tempo fa, adesso le bollette vengono pagate. Quando abbiamo mandato le bollette, con mia grande sorpresa, abbiamo raggiunto la percentuale dell'80%, che credo neppure la civilissima Milano raggiunge. Questo vuol dire che quando noi battiamo, San Luca risponde. Quindi c'era una grande sede di Stato, ma ora che ci siamo e siamo tornati, diciamo che San Luca è con noi. Al via a Cosenza il tradizionale appuntamento con il Festival del Giallo, anche in questa edizione presenti i più importanti scrittori proprio del noir. Vediamo. Fino al 1° dicembre il Palazzo della Provincia di Cosenza ospiterà Calabria Noir Festival 2018. L'evento, ormai consolidato, sta portando in Calabria artisti e scrittori di fama internazionale. Il Nero ritorna a Cosenza, questa volta con il sostegno della Regione Calabria, forti del successo che questo genere incontra tra il pubblico cosentino e calabrese e non solo. Di nuovo tanti autori importanti del panorama nazionale, incontri a più voci, la presenza dell'attore Gerlino, che è sicuramente un riferimento importante non solo per le fiction televisive ma anche perché è un bravissimo attore teatrale ed è anche autore di un libro, quindi lo scopriamo in una veste inedita proprio qui a Cosenza. Un invito alla lettura rivolto anche agli studenti che parteciperanno numerosi in questi 2 giorni durante le mattinate, ce ne saranno oltre 400 ad animare l'incontro con gli autori e con gli esperti.
Tavole rotonde, presentazioni di libri e tanto altro stanno animando le 3 giornate. Per gli appassionati di fotografia è possibile ammirare 2 interessanti mostre, Scatti in giallo e Mito in noir, Poirot e Cosenza, ambientata proprio nella città Abruzia. Il Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte ha anche una sua appendice culturale con incontri d'autunno dedicata a Tommaso Campanella. Vediamo. Benvenuti dunque viaggiatori, voi che di conoscenza fate vostra virtute, nel borgo antico di Balbia. 2 intense giornate dedicate al teatro e alle nuove generazioni. Questa la proposta dell'autunno 2018 del Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte. Incontri d'autunno ha come protagonista Tommaso Campanella e la sua storia. Io girai per i mari, andai a scoprire un nuovo mondo e un gendarme armato che mi condusse alla città del sole. Il Festival Euro-Mediterraneo ha fortemente voluto che nelle scuole venisse raccontata la figura del filosofo di Stilo, che ad Altomonte ha trascorso alcuni anni della sua vita. Tommaso Campanella, infatti, non è solo una figura che trasmette valori positivi come l'integrità morale e il coraggio di perseguire le proprie idee, ma è anche un attrattore turistico per Altomonte e il suo territorio. A raccontare la vita, le opere e il soggiorno altomontese di Tommaso Campanella è stato il teatro. Nella prima giornata è stato messo in scena lo spettacolo Il senso delle cose e la magia di Fra Tommaso, a cura del Parco Letterario Tommaso Campanella di Cosenza. Nella seconda giornata invece la grandezza del filosofo è stata spiegata paragonandolo ad un altro straordinario personaggio, ovvero Federico II. La scelta di raccontare attraverso il teatro pagine importanti di storia calabrese ha riscosso grande successo sia tra gli allievi che tra i docenti. A Castrovillari adesso per la 17ª rassegna di teatro e musica prima fila, vediamo. Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Giancarlo Giannini, Anna Maria Barbera, Marco Marzocca e il grande concerto delle Orme, solo per citarne alcuni grandi artisti dell'edizione 2018-2019 della 17ª di prima fila, rassegna di teatro e musica in programma dal 22 dicembre 2018 al 23 marzo 2019, tutti in prima fila sui palcoscenici di Castrovillari, Mormanno, Corigliano Rossano e Rende, new entry nella rassegna per godere di ben 11 spettacoli. È un sogno che si è avverato, noi ogni anno non ci fermiamo mai, insomma cerchiamo sempre di andare avanti, 17 anni sono tanti, sembra quasi qualche giorno fa che abbiamo inventato questa rassegna che all'inizio la prima edizione era di 3 spettacoli, adesso ne facciamo 11 su 4 teatri. E forse il prossimo anno ne faremo anche qualche altro in più, ma quest'anno veramente una grande scommessa, quella del Teatro Garden di Rende e il Metropol di Corigliano. L'evento, che è organizzato dall'Associazione Culturale 900 Teatri con presidente Luisa Giannotti, si è consolidato nel tempo, godendo del contributo della Regione Calabria, del Parco del Pollino, dei comuni di Castrovillari e Mormanno. E adesso parliamo di sport, perché dopo il derby nuove sfide attendono Cosenza e Crotone. Vediamo. Sono appaiate in classifica Cosenza e Padova, entrambe ad 11 punti, ma nonostante siamo alla 14ª giornata di campionato, questa sfida ha già il sapore di uno scontro salvezza. I rossoblù, dopo la vittoria nel derby, frenano gli entusiasmi. Braglia dovrebbe schierare la stessa formazione che ha dato ampie garanzie nella sfida dell'uscita, con 2 sole novità che riguardano il reparto difensivo, con il rientro di Dermacu dalla squalifica che affiancherà Id al centro della difesa, e in avanti dal primo minuto, vista l'indisponibilità di Maniero appiedato dal giudice sportivo, per la prima volta Alain Baclet. Il tecnico toscano però parla delle insidie che una sfida del genere può riservare. Vabbè, ma l'euforia fra i tifosi è giusto che ci sia, abbiamo vinto una partita importante, però noi sappiamo che è una partita difficile, molto difficile, perché giocherà più o meno la stessa squadra, a parte Capello, giocherà un attaccante fra Chinellato e Guidone, poi gli rientra Pizzi, gioca Mazzocco e Pulsetti in mezzo al campo, perciò è una partitaccia, perché questi hanno vinto 3-1 anche ad Ascoli, hanno perso col Carpi in casa, ma
è stata una partita, ci hanno perso giocatori durante la gara. Il Padova è una squadra che è stata costruita per salvarsi tranquillamente, c'è un signor allenatore adesso che è Foscarini. Perciò noi dobbiamo prenderli con le molle, stare attenti anche alle virgole e poi vediamo. Il Padova di Foscarini però nell'ultima trasferta ad Ascoli ha raccolto un risultato pieno, rimediando però alla prima sconfitta casalinga nello scorso turno con il Carpi. Braia parla dell'atteggiamento che dopo il successo di Crotone deve essere da oggi in poi quello giusto per centrare anzitempo la tanto agoniata salvezza. L'importante è che l'atteggiamento della squadra sia quello di Crotone, che sia l'atteggiamento per portare a casa qualcosa, per iniziare a fare un cammino diverso, perciò noi poi dopo possiamo giocare con i 3 dietro, con i 4 davanti, non è quello il problema è l'atteggiamento. Il Crotone invece prepara una sorta di rivoluzione. Il tecnico, che nel dopo partita del derby ha parlato di una squadra bloccata che in partita non riesce ad esprimere il potenziale mostrato negli allenamenti settimanali, darà spazio ai meno utilizzati che potrebbero avere le motivazioni giuste a Cremona e dimostrare che il gruppo c'è e vuole assolutamente gettarsi alle spalle la crisi di risultati. Allenamenti a porte chiuse per gli squali, che sono già partiti alla volta della Lombardia, dove resteranno anche nel dopo partita, visto che martedì hanno la sfida di Coppa Italia con il Bologna. Deve rimettersi in carreggiata, questo è imprescindibile, è un fattore imprescindibile. Sta a me trovare le soluzioni giuste. In questo momento mi sento molto più psicologo che allenatore. In questo momento c'è molto meno bisogno di tattica e tecnica, molto più bisogno di aspetto mentale. Premetto che io non faccio un dramma su quello che sta succedendo, perché posso fare un dramma su quello che è successo nell'ultima partita, perché io sono oggettivo. Nelle prime 2 partite la squadra mi aveva lasciato abbastanza contento per quello che era stato il lavoro in campo. Sicuramente nella prima partita abbiamo fatto bene, strameritavamo di vincere. A Perugia abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo dove credo che la squadra non abbia assolutamente meritato di perdere. L'imponderabile è successo nella partita con il Cosenza, quello sì, quello non se l'aspettava nessuno, io in primis. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Un temporaneo ritorno dell'alta pressione ha determinato un deciso miglioramento del tempo su tutto il territorio. All'orizzonte però c'è una nuova perturbazione atlantica che andrà a penalizzare le condizioni meteo già da sabato. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nubi medio-alte interesseranno tutto il territorio, con addensamenti nuvolosi più consistenti sul Reggino e sui versanti del medio-basso Ionio, ove saranno possibili anche piogge e rovesci, specie dal pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari da poco mossi a mossi, con venti in rinforzo dai quadranti orientali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.